Al Grondona va di scena il penultimo incontro del campionato di seconda categoria Girone C. Per la 25esima giornata si sfidano Pontedecimo e Sori, padroni di casa attualmente secondi a quota 46 punti, ospiti invece ormai già certi del titolo da diversi giorni, vista la stagione fantastica vissuta è un bottino che a 2 giornate dal termine recita più 10 proprio su Pontedecimo. Al quarto d'ora la sbloccano subito gli ospiti, lancio in profondità che pesca Toriello che in caduta calcia di punta ad incrociare battendo Corsini e firmando così il suo ben 22esimo centro stagionale. Al 34esimo Corsini blocca la sforbiciata di Bernardini in rete del raddoppio Sori, rimandata però solamente i 2 minuti, infatti sulla combinazione Capitelli-Martinoia quest'ultimo salta a secco il portiere e deposita in rete il proprio secondo centro stagionale per il centrocampista classe 2005. Intorno al 40esimo Berrettoni prova dal limite il pallone che però non si abbassa a sufficienza, mentre in pieno recupero su un calcio d'angolo la girata di Toriello termina larga. Su questa azione si conclude la prima frazione di gioco. Ripresa che si apre con un'opportunità per il Granata, Pasti appena entrato calcia da posizione defilata, pallone bloccato da Cellerino e al 53esimo si scatenano le proteste dei padroni di casa su un contatto dubbio tra Berrettoni e Toriello, quest'ultimo cade in area di rigore portando il direttore di gara Pesce a fischiare calcio di rigore oltre che espellere Berrettoni per eccessive proteste. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Toriello che tenta cucchiaio, pallone però che si alza eccessivamente e termina direttamente fuori. In contropiede lo russo atterrato dal limite dell'area da Capitelli porta a fischietto la sezione di Novi Ligure a estrarre nuovamente il cartellino rosso, questa volta però per il centrocampista in maglia Sori. Tornati nuovamente in parità numerica in 10 contro 10, il Sori in ripartenza con Ottonello cala al tris, gran conclusione dalla distanza che si insacca nell'angolino regalando la sesta gioia stagionale all'esterno di Mister De Rosa. A un quarto d'ora dalla fine Pesce fischia nuovamente penalty, questa volta per il contatto basso tra Ipuras e Siciliano. Dal dischetto si presenta proprio nell'entrato, rigore perfetto del 18 che apre col mancino spiazzando Corsini, confermandosi miglior realizzatore dell'intero campionato viste le 25 reti stagionali. In ripartenza il Pontedecimo trova la rete della bandiera con lo russo che scarica in porta trovando la risposta di Bardi, ma sulla ribattuta non può nulla di fronte a Pasti, anch'egli è entrato a partita in corso. Nel tramonto del match c'è spazio per la quarta marcatura stagionale per il difensore classe 92 Vettati che spizza in zona primo palo trovando la rete della Manita ospite. E al 90esimo ancora Pasti trova la propria doppietta personale che rende forse questo finale meno amaro, portando il risultato sul 2-5 e realizzando il suo 17esimo timbro stagionale, confermandosi bomber della squadra di casa. Fischia quindi 3 volte Pesce al Grondone, al Sori già matematicamente primo si impone lo stesso sul campo del Pontedecimo, ormai invece già sicuri di giocarsi il playoff con un risultato che però recita ben 2-5 per il Sori.